Anche a Venezia il nuovo avanza spazzando a tradizioni ed antichi modi di vita e di lavoro. È il destino stesso degli artigiani, il cui numero si assottiglia inesorabilmente. Tra le arti e mestieri ancora superstiti, ecco il costruttore di modelli di barche, da città e da laguna. Si tratta di Gilberto Penso, che abbiamo visitato nel suo laboratorio. Signor Penso, cosa sta facendo oggi? Sto facendo la ricostruzione, il modello in scala 1:10 della gondola ottocentesca, cioè della gondola precedente al modello che si vede attualmente nei canali. E ho fatto la ricostruzione delle varie epoche, iniziando da quella rinascimentale, quella si vede nei quadri bellissimi del Carpaccio che ci sono all'Accademia, e adesso stavo facendo questa imbarcazione che inizia ad avere la prima asimmetria. Come si vede, lo scafo ha ancora il felze, quella cabina mobile che serviva a proteggere i passeggeri, che poi è caduto in disuso, e ha il primo accenno di asimmetria, cioè mentre la gondola adesso ha quasi un 24 centimetri di asimmetria tra il lato destro e il lato sinistro, questa aveva un piccolissimo giro di cantiere, si chiama giro, appunto la curva che compie la chiglia, di 2 o 3 centimetri. Quindi lei lavora su modelli esclusivamente, che vengono da dove questi modelli? Beh, questo in particolare proviene da una raccolta francese che era stata fatta, si chiama i Souvenirs de Marine, sono una raccolta di piani di tutte le imbarcazioni mondiali che sono state raccolte nel 1800 per fare una specie di grande Atlante delle imbarcazioni, però nella maggior parte dei casi noi rileviamo proprio le barche vere prima che queste scompaiano del tutto, come avete visto prima una peata, un trabacolo, il bragozzo. Facciamo i piani di costruzione che poi mettiamo a disposizione o del Museo Navale o degli appassionati. Senta, che tipo di mercato, di clientela lei? Pochi ma buoni. Sì, pochi ma buoni direi, cioè niente a che vedere con il turismo di passaggio di Venezia, cioè il mordi e fuggi, quello no, assolutamente. Sono orgoglioso di dire che nessuna comitiva si è mai fermata davanti alla mia bottega. E invece quei pochi clienti, anche stranieri, che vengono regolarmente a Venezia tutti gli anni, vengono a trovarmi assieme a altri appassionati, assieme anche a committenti pubblici come musei, insomma si può puntare anche sulla qualità. Ecco. Senta, abbiamo detto che lei è raro, ma ci sono alcuni colleghi a Venezia che lavorano del genere? Nel mio campo no, questo è stato proprio un caso unico. In questo campo specifico, diciamo, delle imbarcazioni lagunari. Fortunatamente c'è ancora qualcuno che fa forcole, remi, quindi sono... Spieghiamo le forcole? Le forcole sono quegli scalmi, forse non so se avete visti prima, dove il gondoliere, ma anche tutte le altre imbarcazioni mettono il remo e permettono di fare tutte quelle manovre. Nella gondola in particolare sono almeno 8 manovre diverse che si possono fare sempre con il remo messo in varie parti della forcola. Ecco, possiamo elencare queste imbarcazioni? Prima ne abbiamo viste alcune, possiamo accennarle un pochino tutte. Allora, questa è un'imbarcazione chiamata da noi in Laguna San Pierota, è una barca a remi a vela utilizzata dai pescatori di San Piero in Volta e poi è diventato un tipo comune anche fra i diportisti. Questa è la famosa gondola. Questa è una famosa gondola, in particolare la gondola seicentesca, è la gondola che si vede nei quadri dell'epoca con il felze già formato, però vede non ha ancora le pareti rigide, ma era ricoperto da un drappo molto, molto elegante sopra una struttura leggera di legno. La forcola non è ancora quella con il gomito che si vede adesso, è ancora simile a quella delle barche lagunari tradizionali. Questo è il puparin, cioè una barca a remi della famiglia di Sandoli, asimmetrica come la gondola, forse si può vedere leggermente, non ha una struttura, vede, tra poppa e prua non è simmetrica come la gondola, ma per favorire la voga a un remo. Ecco perché alcune di queste imbarcazioni sopravvivono, perché c'è appunto la voga sportiva. Esatto, questa è una cosa molto bella di Venezia, cioè c'è un grande volontariato a livello di società remiere che permette di far sopravvivere proprio effettivamente e di utilizzare queste barche. Queste altre? Questa qua è una vipera, una barca molto rara, è una barca scomparsa, 6 rematori, era anche lunghissima? Lunghissima e caratterizzata, vede, dalla doppia punta simmetrica, sia la poppa e la prua, era utilizzata dai doganieri austriaci per pattugliamento. Questo è il famoso Sandolo, o Sandolo Buranello, quindi il progenitore di tutte queste barche. Questa è più piccola? Questa è la mascaretta e questo è lo sciopon. E una cosa interessante è vedere come questa barca, che era vogata
Questa barca qua era vogata da una singola persona con i famosi remi incrociati nella voga detta la valesana, e aveva questa particolarità, questa grossa spingarda, questo grosso fucile per la caccia, sì, in laguna, quando probabilmente c'erano molti più uccelli di adesso, e si poteva andare in giro con una specie di cannone del genere, e si avvicinavano lentamente alle prede e poi sparavano questo unico colpo che faceva nei casi più interessanti una strage Senta, la riponiamo, poi mi pare qui dietro c'è dei modelli molto più impegnativi. Sì. Questo è il trabacolo, una grossa barca da carico a 2 alberi, è l'unica barca dotata di chiglia, si usava nell'Adriatico per trasportare la pietra d'Istria, per fare le case di Venezia. Questa è la gondola attuale, notevolmente più insellata, e questa è la gondola settecentesca, quella che si vede nei quadri del Canaletto del Guardi, quindi una gondola molto poco inarcata, poco asimmetrica, con il felce, a differenza della precedente, già a forma di cabina. Lei cosa pensa di questa sua attività, di questa sua prospettiva? C'è qualche ragazzo magari che ha visto che si sta appassionando per dare continuità a questo genere, a quest'arte? Sì, fortunatamente sì, solo che lo possiamo fare solo a livello di appassionati, cioè abbiamo fondato anche un'associazione con lo scopo di restaurare queste imbarcazioni e conservarle. L'associazione si chiama Arzanà, col nome utilizzato da Dante nella Divina Commedia per l'Arsenale di Venezia, e purtroppo, come avrà sentito dire da tutti quanti gli artigiani, non è possibile farlo a livello professionale per tutto quell'insieme di lacci burocratici e di cose, di incombenze che ci tormentano. Insomma. Cosa dice, cosa pensa lei di questa Venezia, dei suoi mali, dei suoi problemi? Ma io le dico, io il mio lavoro lo farei anche pagando, capisci? Non solo lo farei gratis, ma pagherei per fare questo lavoro. Sarò un'eccezione, voglio dire, ma per me il lavoro, questo tipo di lavoro è anche la mia passione. Ma in questa città? In questa città sempre peggio mi sembra, cioè non vedo, cioè per ogni collega anziano che chiude, parlo di livello artigianale, e subentrano i soliti negozi appunto di merci per turisti. E poi per il resto chiacchiere, molte. Quindi voi siete dei testimoni? Siamo della tradizione. Dei sopravvissuti, diciamo, che ci siamo ricavati ognuno una piccola nicchia e cerchiamo di fare il nostro meglio, sperando che lo Stato e la burocrazia non si accorga di noi e ci lasci vivere tranquilli. In compagnia degli appassionati? In compagnia degli appassionati, fortunatamente, questo sì. Cioè, come ripeto, pochi ma buoni, io cerco la qualità soprattutto.